Veneto Banca, la Procura di Treviso annuncia la chiusura delle indagini della prima tranche dell'inchiesta relativa a ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio, Consoli e Trinca tra gli altri verso il processo. Truffate delle banche, ieri il vertice a Palazzo Chigi, locali di quasi tutte le associazioni al piano del ministro Tria. Il PD ora dice però subito il decreto attuativo. Un altro violento pestaggio in centro storico a Venezia, una ventina di giovanissimi accerchia e aggredisce dei ventenni mandandone in ospedale 5. Incendio nella notte nervesa della Battaglia, una trattoria completamente distrutta, i vigili del fuoco al lavoro tutta la notte. Gli inquirenti filippini incaricano una squadra speciale di investigatori per far luce sull'omicidio dell'imprenditore padovano Andrea Guarniero, le indagini potrebbero essere a una svolta. A Cittadella una bambina di pochi mesi è rimasta chiusa nell'auto dei genitori a causa del blocco della serratura, a liberarla i vigili del fuoco. Crackers alla bimba straniera perché i genitori non possono pagare la mensa scolastica, il gesto del calciatore dell'Inter Antonio Candreva che ha chiamato il sindaco e ha deciso di venire in aiuto alla famiglia straniera. È noto per aver parodiato la canzone vincitrice di Sanremo parlando di Prosecco, il cantautore trevigiano del Puppo condannato per guida in stato di ebbrezza, il fatto risale al 2017. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben trovati la prima edizione dei nostri telegiornali e le banche in primo piano a partire dal fronte giudiziario, dal crack di Veneto Banca, perché la Procura di Treviso ha annunciato ufficialmente stamattina la chiusura delle indagini della prima tranche dell'inchiesta sul crack Veneto Banca relativa a ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio, tra gli altri verso il processo i big come Consoli e Trinca. Entro 2 mesi intanto la chiusura anche dell'altro fascicolo relativo invece al reato di truffa. Allora ha seguito per noi questo incontro con il procuratore, con il pubblico ministero che si sta occupando dell'inchiesta Veneto Banca, la nostra Lina Paronetto. Allora Lina, ci confermi quanto abbiamo detto? Buongiorno dal Tribunale di Treviso. Sì, questa mattina il pubblico ministero Massimo Bortoli ha annunciato formalmente la chiusura indagini della prima tranche di inchiesta sul crack di Veneto Banca, quella relativa alle contestazioni per ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio, inchiesta che era passata anche per la Procura di Roma, salvo poi ritornare a Treviso. Gli indagati rimangono 4, ma sono i vertici effettivi dell'Istituto di Credito di Montemiluna, Flavio Trinca, Vincenzo Consoli, José Fagiani e Stefano Bortolo, mentre la Procura si appresta a chiedere l'archiviazione per le contestazioni agli altri membri del Consiglio di amministrazione ritenute irrisorie e quindi che non supporterebbero ovviamente come ruolo l'accusa di ostacolo alla vigilanza. Ricordiamo che in questo procedimento vengono considerate parti offese Veneto Banca stessa, Banca d'Italia e Consob. Viene aggiunto a carico di Vincenzo Consoli, José Fagiani e di Stefano Bertolo anche la contestazione di falso in prospetto, vale a dire una serie di omissioni con cui si fece passare a chi poi acquistava le azioni di Veneto Banca, si faceva passare una situazione complessiva di istituto di credito che non era quella reale. La Procura quindi si appresta a chiedere il processo per questi reati. Il pubblico ministero De Bortoli ha annunciato che entro un mese e mezzo sarà chiuso un altro importante ramo di inchiesta, quello sulla truffa, sulle truffe ai risparmiatori. In quel caso ha già anticipato che gli indagati sono meno di una decina, quindi la Procura ha puntato anche in questo caso ai vertici. Le parti offese sappiamo che sono circa 3.500, quindi in quel caso si annuncia un eventuale processo molto imponente. Per ora direi che dal Tribunale è tutto e vi restituisco la linea. Grazie a Lina Paronetto. Intanto sul fronte del crack delle banche popolari venete, ieri come sappiamo c'è stato il vertice a Palazzo Chigi e la maggioranza delle associazioni ha scelto la soluzione, il piano del ministro Tria, i rimborsi automatici per i redditi più bassi. Adesso però il PD
dice ci voglia subito il decreto attuativo. 17 sì e 2 no. Le associazioni dei risparmiatori vittime del crack delle popolari ieri a Roma nel vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte scelgono la soluzione tecnica del ministro dell'economia Giovanni Tria che soddisfa le richieste dell'Unione Europea e, stando ai numeri, anche le stesse associazioni. Stabilite le modalità di indennizzo degli investitori che non saranno tutti rimborsati automaticamente. Il meccanismo procederà su 2 binari. Risarcimenti diretti solo per coloro che hanno un reddito imponibile inferiore ai 35.000 euro o coloro che dispongono di un patrimonio mobiliare non superiore ai 100.000 euro. Per gli altri è stata disposta una verifica arbitrale davanti alla commissione dei 9 esperti indipendenti con regole semplificate per accelerare l'iter burocratico. L'indennizzo sarà pari al 30% delle somme perdute per gli azionisti, mentre gli obbligazionisti subordinati riavranno il 95% del capitale andato in fumo. Ha vinto la linea dei truffati, non c'è una linea Tria, Conte o Bruxelles, abbiamo fatto passi avanti, è una soluzione innovativa mai applicata, ha detto ieri pomeriggio il Presidente del Consiglio Conte, secondo il quale la soluzione andrebbe a soddisfare quasi il 90% di coloro che hanno chiesto il ristoro, percentuale che si abbassa decisamente per le associazioni raggiungendo il 40%. Ora ci sarà una modifica alla legge di bilancio con il doppio binario flessibile che consentirà comunque per tutti un rimborso massivo e forfettario, ha affermato il sottosegretario all'economia Massimo Bitonci presente a Palazzo Chigi. Si tratta di una grande apertura da parte della Commissione europea, è forse la prima volta che l'Unione Europea dà la possibilità di un rimborso massivo, ha sottolineato ancora Bitonci, che poi ha spiegato che ci sarà subito il decreto attuativo nel fine settimana o per la prossima settimana, tempi che il Partito Democratico auspica vengano davvero rispettati. Mi aspetto davvero che arrivi questo decreto attuativo affinché ci sia un ristoro effettivo, concreto, per chi ha tanto sofferto e per chi è stato tradito da qualcuno che evidentemente malagestiva il denaro pubblico. Il caso dei rimborsi ai truffati delle banche fa litigare duramente a Ring la puntata di ieri sera tra chi aveva inteso uno storno del 100% e chi al governo ha comunque moltiplicato la cifra da restituire ai veneti. Un breve estratto dalla puntata di Ring di ieri sera. In campagna elettorale tutti quanti si sono riempiti la bocca nel dire che venivano rimborsati totalmente. Cioè lei dice chi ha votato Lega e 5 Stelle ha capito che loro volevano rimborsare il 100%. Ma sicuro? Noi abbiamo messo 1,5 miliardi rispetto ai 200 milioni vostri. Non è la allora, è 1,5 miliardi rispetto ai 200 milioni vostri. Sempre ragione. Le regole più importanti delle risorse. Non si può fare indiscriminatamente, però si deve trovare un metodo. Io ho assistito a quando il 9 di febbraio il governo, attraverso i 2 esponenti più autorevoli, Di Maio e Salvini a Vicenza, di fronte a una platea ammaestrata, hanno garantito che in settimana, 9 febbraio, in settimana sarebbero stati emanati i decreti e anche liquidati i soldi. Questo è quanto, anche emanati i soldi. Poi ci fu il problema. Io mi auguro perché io credo che entrambi onoreranno il loro impegno. Se avessero è stato messo, non chiacchiere. Il primo miliardo e mezzo, lo ha detto chiaramente. Io ho fiducia. L'hanno detto chiaramente. Siete impegnati a risarcire tutti. No, io voglio il 100%. L'avete detto voi. L'ha detto Bitonci, l'ha detto il governo. Il governo ha detto che avrebbe risarcito il 100%. Tema caldo evidentemente sul piatto della politica, questo delle banche. Adesso la cronaca, apriamo la pagina della cronaca e andiamo a Venezia perché l'incubo Baby Gang torna, non se n'è mai evidentemente andato, una nuova aggressione violenta ai danni di un gruppo di giovani a Venezia e allora ci racconta quanto accaduto e ci racconta anche come si stanno muovendo gli investigatori, la nostra Ilaria Marchiori da Venezia. Ilaria. Buongiorno da Venezia, un'altra baby gang in azione dopo l'episodio del mini market di via Fappanni a Mestre dove 5 giovanissimi sono stati denunciati dalla polizia. Domenica sera una ventina di giovani, tra cui minorenni, si sono resi protagonisti di un altro violento pestaggio, questa volta in campo San Geremia in centro storico. Si sono avvicinati a 5 ragazzi tra i 20 e i 25 anni con la scusa di chiedere loro una sigaretta e poi li hanno aggrediti a calci e pugni finendo al pronto soccorso.
Le vittime hanno chiamato il 113 raccontando di essere state avvicinate inizialmente da un gruppetto di 5 ragazzini che avrebbero appunto chiesto questa sigaretta, e al loro rifiuto li hanno aggrediti, aiutati però da altri 15 amici che sono arrivati poco dopo. 4 delle 5 vittime, 3 ragazze e 2 ragazzi, sono finite al pronto soccorso, dicevamo, e sono state dimesse con una prognosi di una settimana, 15 giorni, e uno di loro invece ben 40 giorni. Le volanti della polizia sono comunque intervenute sul luogo dell'aggressione, ma ormai i baby bulli si erano già dileguati. Gli agenti del commissariato San Marco hanno avviato un'indagine per identificarli. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Adesso nella Marca trevigiana una notte di lavoro per i vigili del fuoco e poi la paura per le fiamme che hanno devastato una trattoria. Le fiamme sono divampate intorno alle 2:30. Il fuoco in pochissimo tempo ha avvolto la trattoria La Baracchetta in via Ossario, Nervesa della Battaglia, una struttura quasi completamente costruita in legno. Sono stati alcuni i residenti ad accorgersi dell'incendio e a lanciare l'allarme. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco da Treviso e Montebelluna che hanno lavorato per tutta la notte. Le operazioni si sono concluse in tarda mattinata. Il locale, ha spiegato il titolare, era chiuso da 3 mesi e l'impianto elettrico era stato revisionato da poco tempo. Bisognerà attendere le indagini dei vigili del fuoco per capire cosa abbia causato il rogo. Sul posto i carabinieri. C'è un giallo ancora in piedi, purtroppo, il giallo dell'omicidio del 49enne imprenditore padovano Andrea Guarniero, morto, ucciso da 2 killer nella sua abitazione nelle Filippine, dove si trovava da tempo insieme alla famiglia per lavoro. Adesso però gli inquirenti nelle Filippine hanno dato un incarico a una squadra speciale di investigatori. Potrebbero essere vicine a una svolta le indagini sull'omicidio di Andrea Guarniero, l'imprenditore padovano ucciso a colpi di pistola nella sua abitazione il 28 marzo nelle Filippine, dove stava progettando di aprire un villaggio turistico. I magistrati del posto hanno deciso di dare l'incarico delle indagini a una squadra speciale di investigatori che sta cercando ogni possibile traccia per risalire agli assassini. Per questo si sta passando al setaccio il telefono cellulare, ma anche il computer di Guarniero, nella speranza di trovare un messaggio o una mail che possano aiutare a trovare i sicari entrati in azione mentre il resto della famiglia si trovava in casa a pochi metri dalla vittima. La pista economica legata al terreno acquistato dal padovano per costruire il resort rimane quella più seguita. Anche l'ambasciatore italiano a Manila, Giorgio Guglielmino, ha sottolineato il forte interesse dei magistrati e della polizia a risolvere il caso nel più breve tempo possibile. Intanto alcuni familiari di Andrea Guarniero sono volati nelle Filippine per accelerare le pratiche per il rientro in Italia delle spoglie, che potrebbe avvenire nel fine settimana in vista del funerale che si celebrerà a Padova. Anche la moglie e il figlio potrebbero tornare a trasferirsi in Italia. Allora l'operazione overtime con la scoperta di 304 lavoratori irregolari da parte della Guardia di Finanza di Gorizia, 304 operai in prevalenza di nazionalità bosniaca, serba, croata, rumena e polacca. È il frutto di una serie di controlli in 3 imprese ispezionate operanti in subappalto nel settore della carpenteria metallica con sedi legali a Gorizia, Maribor, Belgrado e unità operative a Monfalcone e nelle province di Trieste, Pordenone e Treviso. Dicevamo 304 gli operai che sono risultati irregolari, di questi 29 totalmente in nero e quindi assunti senza alcun contratto e senza forma di tutela. La giustizia, i problemi della giustizia, la carenza di organico cronica anche nel Tribunale di Venezia, ma non solo, al centro di una visita ieri del vicepresidente del CSM a Venezia. Probabilmente lo sanno in pochi, ma dopo Milano e Roma, Venezia è la terza corte d'appello d'Italia, eppure patisce una drammatica carenza di personale, diventata questa sì tristemente nota. Gli organici di magistrati e personali sono infatti ancora quelli pre-boom economico del nord-est. Per questo il vicepresidente del CSM, Davide Ermini, è arrivato in Laguna. Il Consiglio Superiore della Magistratura si attiverà presso il Ministero della Giustizia perché giungano anche a Venezia nuovi magistrati tra i 360 vincitori dell'ultimo concorso. L'obiettivo però è quello di aumentare la base delle piante organiche in tutti i settori.
Naturalmente sono scelte legislative, anche l'aumento degli organici è stata una scelta legislativa fatta con la finanziaria. Noi stiamo lavorando con il Ministero nel tavolo paritetico e continueremo a lavorare. Lo spirito è proprio quello di lavorare insieme, ognuno con le proprie competenze, ma questo problema dell'organico dei magistrati va naturalmente superato, ma va superato insieme all'aumento del personale amministrativo, perché un magistrato senza il personale amministrativo poi alla fine se no non diventa efficace. Per la Presidente della Corte d'Appello di Venezia si apre uno spiraglio di speranza. Adesso abbiamo anche lo strumento normativo, che è quello della legge finanziaria, che ha previsto l'incremento delle piante organiche, e questa per noi è un'occasione unica. C'è poi un'altra questione prettamente logistica, nella quale tra l'altro gioca un ruolo fondamentale la singolare conformazione di una città unica come Venezia. Non può continuare una gestione delle strutture giudiziarie con 9 punti diversi in una città come Venezia. Le città d'arte e Venezia, la sua peculiarità, è evidente che crea delle difficoltà logistiche, bisogna superarle. Oggi nell'incontro che ho avuto qualcuno hanno anche detto che l'attuale soluzione che viene trovata a Piazzale Roma non sarà sufficiente, quindi però qui bisogna lavorare insieme agli enti locali, alla Regione, al Ministero. La cronaca di nuovo, questa volta non si è trattato di una dimenticanza come spesso purtroppo accade, ma di un disguido tecnico. La paura però è la stessa, una bimba di pochi mesi chiusa in auto. Mamma e papà scendono dall'auto e la chiusura centralizzata scatta improvvisamente, intrappolando nell'abitacolo la loro piccola di appena pochi mesi. È successo ieri sera davanti alla stazione ferroviaria di Cittadella, dove una coppia del posto è rimasta vittima del blocco della serratura della loro Peugeot 206. Ogni tentativo di aprire le porte o di far funzionare lo sblocco della chiusura centralizzata si è rivelato vano e alla fine sono stati chiamati i vigili del fuoco. Le squadre, una volta constatato che la bambina non era in pericolo immediato e che la temperatura esterna non era tale da metterne a repentaglio l'incolumità, hanno deciso di non sfondare i vetri della vettura e hanno invece utilizzato un sistema di leve e cuscinetti. In pochi minuti è stata creata un'apertura nello sportello posteriore del lato guidatore che ha permesso ai pompieri di far scattare la serratura. La bimba non si è accorta di niente ed è tornata fra le braccia della mamma ancora assonnata. Per fortuna non è servito attivare il personale del SUEM giunto sul posto a scopo cautelativo. Caso della bimba, siamo nella scuola elementare di Minerbe nel Veronese, costretta a mangiare tonno e crackers invece del pasto normale perché i genitori non potevano pagare la mensa scolastica, rimbalzata un po' nelle ultime ore anche a livello nazionale, tanto da interessare anche il giocatore dell'Inter Antonio Candreva, che ha deciso di intervenire. A letto di questa vicenda ha chiamato il sindaco leghista, finito peraltro nelle polemiche, Andrea Girardi, per dire: pago io la retta di questa bambina. Le polemiche insomma nelle ultime ore sollevate dal PD cittadino e provinciale appunto erano diventate un caso nazionale, anche se il sindaco continuava a dire che era un atto dovuto per l'amministrazione comunale per correttezza verso chi paga regolarmente la mensa, un atto invece discriminatorio secondo il Partito Democratico. C'è stata questa telefonata del giocatore dell'Inter, anche se l'amministrazione comunale ha fatto sapere insieme alla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo che si sia già intervenuti per sistemare la questione con un contributo economico. Quindi il caso è risolto, il Comune accelera la ricerca di una soluzione per evitare che in futuro si verifichino altri casi e dal prossimo anno scolastico, ad esempio, i bambini potranno consumare in mensa il pasto portato da casa. È l'idea della scuola di Minerbe, che dunque arriva a una conclusione e ha visto comunque anche l'intervento del giocatore dell'Inter Candreva. A proposito di immigrazione, ieri come premio il permesso di soggiorno per valore civile a quei 2 immigrati che avevano salvato altrettante persone a Padova tuffandosi nel Piovego e nel Brenta. Allora, l'emozione di questi giovani che sono stati premiati con il permesso di soggiorno. Sentiamo le loro voci. Ousmane e Solomon non si sono tuffati nell'acqua gelida per avere un premio. L'hanno fatto perché il loro cuore gli aveva detto di farlo, punto e basta. Io non posso vedere qualcuno sta morendo e io so che io posso aiutarti, non posso stare fermo. Io sono contento perché io ho la vita, io
ho salvato anche una persona, quindi questa è una buona cosa per me. Entrambi gli immigrati premiati con la concessione del permesso di soggiorno al valor civile hanno un'occupazione fissa e i loro datori di lavoro hanno assistito alla cerimonia di consegna dei documenti. Sono molto contento di essere venuto perché cosa ho fatto è molto importante anche per Dio e sono contento quello, anche io molto contento per la mia vita. Pochi istanti di pubblicità e poi torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo da una sorta di pena del contrappasso, chiamiamola così. È stato condannato a 2 mesi, scusate, 20 giorni di arresto, pena però commutata in 84 giorni di lavoro socialmente utili che svolgerà presso il comune di Codogné. Matteo Del Puppo, lo ricorderete, è diventato famoso in rete e non solo, per essere l'autore della parodia dedicata al Prosecco della canzone vincitrice del Festival di Sanremo Soldi. Cos'era successo? Del Puppo nel maggio di 2 anni fa era stato fermato dai carabinieri di Conegliano per guida in stato di ebbrezza. Il giovane poco prima era uscito di strada con la sua auto finendo contro un muretto a Godega di Sant'Urbano. La pattuglia dei carabinieri lo aveva intercettato e aveva sottoposto Del Puppo al alcol test, risultato positivo. Di qui poi la condanna, insomma è passato un po' di tempo e la pena commutata in 84 giorni di lavori socialmente utili, insomma, per il giovane che nel frattempo è diventato noto proprio per la canzone sul Prosecco che tramite i social, insomma, ha detto ai suoi fan: non fate come me, ho sbagliato, non fate come me. Adesso invece parliamo di gioco d'azzardo, la piaga della ludopatia che ha cifre davvero inquietanti in tutto il Veneto, soprattutto nella Marca, e proprio dalla Marca nasce un disegno di legge nazionale sul fronte ludopatia. Il fenomeno della ludopatia purtroppo è in aumento, ha dei costi sociali altissimi, dobbiamo agire subito e in modo efficace. E se 2/3 dei comuni della Marca si sono già dotati di apposite ordinanze per cercare di arginare il dilagare della dipendenza dal gioco d'azzardo, proprio a firma di una parlamentare trevigiana, il sindaco di Sernaglia della Battaglia Sonia Fregolent, arriva in Senato un disegno di legge perché le regole in fatto di apertura e gestione di locali e sale da gioco con distanze minime dai luoghi sensibili, orari e vetrate finalmente trasparenti vengano uniformate ed estese all'intero territorio nazionale. Parte da Treviso perché a me piace pensare che ci sia una sensibilità maggiore rispetto al resto del territorio e quindi come su altre cose siamo stati comunque in prima linea, così io credo che possiamo essere d'esempio anche a livello nazionale su una buona prassi che potrebbe diventare effettivamente legge nazionale. Il senso dell'iniziativa di oggi è quello di dire siamo consapevoli di quello che possiamo fare come comuni, molto di più si può fare a livello anche di Stato attraverso una normativa che renda uniforme su tutto il territorio la gestione e la modalità di gioco e di accesso a questi punti di gioco. 310 nel 2015 pazienti in cura per ludopatia al SERD dell'ULS 2, nel 2018 sono saliti a 354, uomini sposati con un impiego stabile tra i 35 e i 50 anni, ma anche pensionati e tra loro molte donne. C'è anche una particolare adesso presenza di adolescenti, giovani adulti che si affacciano comunque ai servizi perché sostanzialmente un po' il gioco sicuramente delle scommesse online e poi comunque nuovamente le VLT, cioè le videolottery, che attraggono effettivamente la persona. Da qui lo sforzo dell'ULS 2 di ampliare la possibilità di agganciare più situazioni di disagio possibili, basti pensare che a oggi viene trattato al SERD solo il 4,5% del bisogno potenziale del territorio. I giocatori a rischio superano i 30.000, per intercettarli partirà a breve un sistema di richiesta di aiuto online. La maggiore riservatezza dovrebbe spingere più soggetti a farsi avanti. A Padova adesso, ieri firmato un gemellaggio con Oxford, è stata l'occasione anche per parlare di un tema delicato come Brexit.
La distanza che c'è tra l'Università di Padova e la Municipalità di Padova è molto poca, sono due cose che vivono assieme da centinaia di anni. La stessa cosa accade a Oxford, pertanto un gemellaggio tra Padova e Oxford è una delle cose più naturali del mondo. Se c'è qualche goccia di pioggia come adesso, per esempio metaforicamente parlando stiamo dicendo la Brexit, beh, anche questa pioggia si potrà poi togliere come si toglie la pioggia da un obiettivo con uno straccio. God Save the Queen risuona a Palazzo Moroni, tutto molto british perché il sindaco di Oxford, Colin Cook, ha firmato con il sindaco Giordani un gemellaggio tra le due città universitarie per eccellenza, un lungo lavoro di cucitura portato avanti con caparbietà dal vice sindaco Arturo Lorenzoni, anche con i suoi contatti accademici, e il sindaco ne è contento. È un aspetto simbolico molto forte, ma aspetto culturale ci tenevamo molto perché un gemellaggio che ci onora, è un gemellaggio importante per la città di Padova. Il Lord Mayor però ci spiega che Padova e Oxford sono oltre il loro ateneo. Oxford non è solo università, nello stesso modo in cui Padova non è solo università. Abbiamo molti argomenti di interesse comuni, oltre allo studio, la condivisione di idee, il programma di sviluppo del trasporto su bici qui è simile a quello che stiamo cercando di fare a Oxford. Quello che è interessante da questi tipi di relazioni è condividere le esperienze e confrontarsi, perché dal confronto nascono le idee. Il Lord Mayor è stupito dalle critiche che si possono leggere sull'Oxford Mail, dove commenti ritengono questo gemellaggio una perdita di tempo e di soldi. Risponde che a Oxford fanno le cose sul serio. D'altronde, ci racconta, il simbolo che porta al collo è sorretto da un elefante, simbolo di forza, e da un castoro, simbolo di operosità, che va oltre il più fosco scenario della Brexit. Per quanto riguarda il punto di vista di Oxford, la Brexit è un disastro. Il 72% dei votanti al referendum in città era per rimanere in Europa. È molto triste che il resto del paese non ci abbia seguito. Qualsiasi cosa accadrà con Brexit, e io non so cosa possa accadere, Oxford rimarrà una città europea. Ore 13, fra pochissimo, per parlare di un tema purtroppo sempre attuale, quello della violenza sulle donne. E poi questa sera 20:10 per parlare di sicurezza alla vigilia della festa della polizia. Avremo il questore di Venezia appena giunto in laguna, Maurizio Masciopinto. Adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni, quella di martedì 9 aprile sarà un'altra giornata caratterizzata dal maltempo a causa di una nuova perturbazione di passaggio. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni di tempo molto instabile con piogge piuttosto diffuse, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime comprese invece tra 15 e 18 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Andrà meglio al mattino, tuttavia con cielo molto nuvoloso. Dal pomeriggio precipitazioni frequenti via via più diffuse col passare delle ore. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime oscillanti invece tra 14 e 17 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Maltempo anche sulla nostra regione con rovesci e temporali diffusi su tutto il territorio. Temperature minime sui 9 gradi, massime comprese tra 15 e 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.